La società cooperativa sociale Rinascita, che opera nel territorio di Porto Empedocle da oltre un anno, ha aperto, in collaborazione con il Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto, un negozio solidale denominato Il Nido dei Bimbi. L'idea nasce dall'esigenza di aiutare le famiglie in stato di bisogno che la cooperativa Rinascita, in questo anno di monitoraggio e lavoro dello sportello famiglia, ne è venuta a conoscenza. Lo sportello Ascolto Famiglia si è rivelato un punto di riferimento per molte famiglie e persone in stato di bisogno e vittime di violenza, diventando anche portavoce dei diritti umani e dando la possibilità di combattere la paura e uscire dal silenzio. Questo servizio, finora non presente sul territorio di Porto Empedocle, è diventato fulcro essenziale tra le istituzioni territoriali, con il lavoro di rete sinergico e costante con il Servizio Sociale del Comune di Porto Empedocle, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterno, l'ASP di Agrigento con la neuropsichiatria infantile, il consultorio, il Centro di Salute Mentale, gli istituti scolastici del territorio e lo stesso Centro Violenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento. Sì, allora, la cooperativa Rinascita vuole presentare questo progetto che è intitolato Il negozio solidale, il nido dei bimbi. Nasce dall'esigenza di dare delle risposte a quelli che sono i bisogni del territorio. Noi ne siamo venuti a conoscenza grazie al nostro lavoro costante che facciamo con lo sport e l'ascolto famiglia. Siamo a conoscenza di innumerevoli famiglie che hanno bisogno e si versano in condizioni socio-economiche molto disagiate, e quindi noi cerchiamo di dare concretamente delle risposte. Il negozio solidale, il nido dei bimbi, diviene una nuova opportunità per il territorio di Porto Empedocle, in cui ognuno di noi è chiamato a contribuire donando tutto ciò che è necessario per la prima infanzia, come vestitini, giocattoli, sì, igiene per la prima infanzia, per l'igiene e la cura personale del bambino. Inoltre mettiamo a disposizione, grazie alla conoscenza e alle collaborazioni che ha la cooperativa nel territorio, si mettono a disposizione anche dei professionisti, come l'odontoiatra, l'ostetica e la ginecologa, per chi comunque ha bisogno. Questa idea del negozio nasce da un progetto che si intitola Incondizionatamente Insieme. Questo perché appunto la cooperativa vuole essere vicino a qualsiasi persona, indipendentemente da quella che sia la propria condizione sociale, la propria condizione personale, e per essere quindi con questo nuovo progetto ancora una volta incondizionatamente insieme. Quindi uno può donare qualcosa qui al vostro negozio, ma può anche ricevere. Sì. Chi è in condizione di ricevere? A chi, diciamo, lanciamo il messaggio? Chi ha bisogno cosa deve fare? Può venirci a trovare presso il nostro ufficio, che si trova in via Palermo numero 1 a Porto Empedocle, o telefonare, rivolgersi quindi alla Presidente, quindi riceviamo per appuntamento dal lunedì al venerdì. Signora Pina, da cosa nasce questa idea di istituire questo centro qui in via Palermo a Porto Empedocle? Da come le è venuta l'idea? Nasce perché è da 30 anni che siamo sul territorio di Porto Empedocle e essendo che abbiamo lo sportello famiglia abbiamo constatato che c'è molta esigenza e necessità, e allora vogliamo stare a fianco alle persone che sono in difficoltà in questo momento, ragazze madri, anche persone che non si possono permettere un corredino, e allora abbiamo pensato di fare questa cosa, questo negozietto, e l'abbiamo fatto veramente con il cuore, e io ringrazio tutti perché hanno collaborato tutti. Giornalmente vengono persone a portare anche biberon, cose nuove, e io ringrazio tutti e soprattutto anche i servizi sociali del comune, che sono veramente persone speciali. Un appello in questo periodo di Natale a chi vuole recarsi qui è importante, vero? Sì, vogliamo appunto fare un appello a chiunque voglia venire e comunque donare qualsiasi cosa per chi ha più bisogno, appunto, soprattutto essere un po' più sensibili nel periodo di Natale.